Siamo a San Daniele questa sera insieme a Corina Mestroni, la presidente del centro risorsa donna intitolato a Nadia Orlando, e tra poco qui di fianco a noi inizierà un flash mob organizzato alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne. Mestroni, che cosa accadrà? Allora, qua siamo Centro Risorsa Donna, un servizio intercomunale di 14 comuni della comunità collinare. Questo centro è intitolato a Nadia Orlando e abbiamo pensato di fare un flash mob per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio in Italia, oltre 100, e anche qui in Friuli Venezia Giulia. Anche dopo la terribile scomparsa di Giulia ci ha mosso il cuore. Noi lavoriamo tutto l'anno per giornate di prevenzione al rispetto, di educazione ai sentimenti con i ragazzi, e diamo questo centro di aiuto e di ascolto con 2 psicologhe e psicoterapeute dedicate. Basta, non basta mai. Oggi abbiamo promosso un momento di raccolta, di condivisione, perché io sono Nadia Orlando, io sono Lisa, noi siamo tutte vittime, dobbiamo incominciare, potenziali vittime. Dobbiamo, secondo noi, sviluppare un po' più l'empatia e incominciare ad ascoltarsi ed aiutarsi. E questo è un modo per immedesimarsi tutti insieme in loro. È il nome del nostro centro, è il nome di una splendida ragazza. Nadia Orlando, Vidulis, 1 agosto 2017. E la risposta della gente è notevole sotto la loggia guarneriana, proprio qui di fianco a noi. Sono già decine e decine le persone arrivate per ricordare queste vittime. Le ricorderanno in modo molto particolare, hanno ognuna un cartello in mano. Che cosa c'è scritto sopra? Ci sono più di un centinaio di cartelli pari al numero delle vittime, e al pari numero ci sono anche delle candele che le ricordano, per dare loro dignità, per ricordarle con amore, per ricordarle in futuro, perché qualcuno gli ha levato loro la vittima. Allora tutte insieme avremo un cartello: io sono, perché noi siamo loro. Grazie.